La legge in un paese antico, in quello stato ci si crede poco, dove esplodono i valori nazionali soltanto in occasione dei mondiali, dove si avverte la coscienza vaga del vivi, del godi e del chi se ne frega, che è l'invenzione degli italiani, ma sempre nel rispetto dei valori cristiani. Ne ha parlato anche Scalfaro. La legge in un paese amato dà per scontato il furto al supermercato. Cerca anche di non disturbare l'onesto lavoro del contrabbandiere e non mettere le cinture è un grave errore soltanto se il vigile ha voglia di scherzare. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. La legge in un paese da capire con tante coste e con tanto male, dove arrivano persino coi patini milioni e milioni di clandestini, dove i nostri operai sono poco pagati grazie al buon lavoro dei sindacati, dove il geniale impegno del governo è sviluppare il non lavoro del mezzogiorno. Ne ha parlato anche Scalfaro. La legge in un paese un po' in ribasso, dove le tasse sono un paradosso, dove chi paga tutto, proprio tutto, è visto con stupore e con sospetto, dove implicita l'antica usanza di fare un buon accordo con la finanza. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. In un paese poco serio dove non manca niente tranne il necessario e l'idea del vero non ci sfiora affatto e sui giornali si può scrivere di tutto, dove si cerca da sempre il mandante vero delle stragi di Stato e del delitto moro. Ne ha parlato anche Scalfaro. La legge in un paese birichino in cui ultimamente si vota di meno, dove ci sono i giochi del gran capitale che è una specie di mafia però più legale, che noi senza perdere neanche una guerra potremmo un giorno trovarci col culo per terra. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. In un paese solidale dove si è ingorgato lo Stato sociale, dove i diritti del pensionato e del malato non li sa né il funzionario né l'impiegato, figuriamoci l'interessato, dove le carceri sono così accoglienti che non c'è più posto per altri delinquenti, dove si indaga con coraggio anche in caserma purché sia salvo l'onore dell'arma. Ne ha parlato anche Scalfaro. La legge in un paese alla deriva fa sì che la giustizia sia un po' riflessiva e se vuoi far valere le tue ragioni dovrai aspettare 2 o 3 generazioni e nei tribunali in archivi segreti c'è la storia d'Italia di tutti i partiti e siccome nessuno è senza peccato si può ricattare tutto lo Stato. Di questo Scalfaro non ha parlato. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è.